viviamo una situazione di pericolo. Questa era eclatante, ma ci sono situazioni di piccole risse che scoppiano anche davanti ai bambini finché noi mangiamo la pizza, cioè è una questione proprio di aver paura. Ennesimo fine settimana movimentato per i residenti dello storico quartiere del Portello. Questa volta ad agitare le loro notti è stata una rissa tra italiani e nordafricani a luna di notte tra sabato e domenica. Urla e strepiti nelle immagini che sono state girate da una nostra telespettatrice che non vuole essere resa riconoscibile perché, ci avvertono in quartiere, queste sono persone pericolose. A volte ci guardano e ci dicono vecchio vai via, perché io sono vecchio, o mi dicono stai tranquillo, fatti gli affari tuoi, quindi abbiamo un contatto diretto come tanti di noi purtroppo ogni giorno hanno a che fare con questa microcriminalità. Intanto, martedì sera, si vedranno finalmente i 3 vigilantes del Dopo Navigli, quando le luci si spengono e la movida degenera. Il servizio è pagato dal gestore Chico Contin e dal proprietario del bar Tre Scalini e vuole tutelare i residenti da chi eccede. Vorremmo assolutamente che per il futuro ci fossero sempre. Abbiamo paura, ribadisco, e quindi vorremmo la garanzia che anche negli anni a venire ci fosse questa cosa dei vigilantes, assolutamente, perché noi da soli non possiamo intervenire e non abbiamo ovviamente autorità. Già comunque lo stiamo facendo in maniera civile, cioè urlando dalle finestre. Gli abitanti del quartiere vorrebbero anche dei cartelli per ricordare a tutti che il Portello non è solo un'area di divertimento, ma anche una zona abitata, richiamando tutti a un civile comportamento. I cartelli che l'assessore Michalizzi ci aveva promesso, che potrebbero essere, diciamo, il testo a cui il cittadino fa riferimento quando ci sono casi appunto di ubriachi molesti, di pusher cattivi, di gente cattiva. Noi potremmo indicare il cartello dicendo guardate, questo non è territorio di nessuno, questo è un territorio abitato in cui ci sono delle regole.